Ciao! Ciao! Come ti chiami? Michele. Hai un soprannome? Fortunatamente no. Presentati. Sono un fotografo, almeno così dicono, però io preferisco definirmi un tuttofare perché dire fotografo ormai vuol dire poco e niente. Comunque vivo con la macchina fotografica e quindi diciamo che mi definisco un fotografo. Sei sicuro? Faccio il fotografo, così dicono, perché più che altro bisognerebbe fare la domanda al contrario, cioè che quando sei piccoli cosa ti chiedono? Cosa vuoi fare da grandi? Il cantante, il pittore, l'astronauta, il turbino? No, vabbè, nel turbino forse no, però sì, nel senso che poi alla fine comunque nella mia esistenza ho provato tante cose, ho suonato per 10 anni, poi c'è stato il momento del cinema, quindi scrivevo e dirigevo cortometraggi e poi per puro caso sono arrivato alla fotografia e lì ci sono rimasto impantanato. Ti sei diplomato? Diplomato magistrale, sì. No, in fotografia sì, mi sono diplomato alla John Cavendish School di Milano. Laureato? Laureato a un 24esimo perché ho fatto un esame su 24. I tuoi insegnanti che dicevano di te? Ma i miei insegnanti di fotografia? In generale. I miei insegnanti dicevano sempre quello che dicono il 99% delle volte ai propri alunni, che è sveglio però non si impegna più di tanto e quindi potrebbe fare di più, e così è successo anche nella fotografia, però nella fotografia siccome mi interessava di più forse ci mettevo quel tanto in più che serviva. Aggettivi per definirti? Aggettivi per definirmi, difficilissima come domanda. Ottimista, positivo, caparbio. Il tuo punto debole? Il mio tallone d'Achille, siccome me lo sono rotto poco tempo fa, il mio punto debole sono forse la troppa fiducia che a volte ripongono le persone. Cosa ti dicono più spesso? Che palle che sei. Il giorno più bello della tua vita? Quando è nato mio figlio. E quella più brutta? Quando sono morti i miei nonni. Qual è stata la tua più grande soddisfazione? Quando ho iniziato a fare il fotografo e non avevo ben chiaro dove sarei potuto arrivare, e infatti molto spesso si dice che genere di fotografie fai, e io all'inizio non sapevo rispondere, e infatti poi quando poi per caso, perché purtroppo è successo così, è arrivata una rivista importante di interni di design che mi ha chiamato e con loro adesso collaboro ormai da 4 anni, e quello è stato uno dei giorni più belli perché finalmente avevo trovato un po' la mia strada. La tua più cocente delusione? E quando a volte riponi la fiducia nelle persone e queste persone non te la ripagano abbastanza, quindi a volte magari anche quando nel lavoro, cioè se magari tu ci metti tutto il tuo impegno, magari non ti pagano, magari ti prendono in giro. Ecco, diciamo che la mia più cocente delusione è quando la gente ti prende in giro. Una persona che stimi? Mia moglie. Un coglione? Un coglione che coglione? Ce ne sono tanti, troppi. Uno in particolare? Uno in particolare? Io stesso, me stesso. Ti sei mai arrabbiato? Sì, parecchio. Un errore che ti riconosci? La superficialità, ma a volte superficiale nelle cose che faccio. Sei religioso? No. Dove vorresti vivere? Diciamo che Milano mi piace moltissimo, io adoro Milano, l'ho detto anche recentemente, però una delle città che ho visto recentemente e che mi è piaciuta tantissimo è Londra, però deve avere 20 anni in meno. Chi è stato il tuo mentore? Un fotografo di Varese. Che cosa ti ha insegnato? Allora, lui mi aveva chiamato per aiutarlo in studio e io sono andato lì non sapendo niente di fotografia, non avendo neanche mai preso una macchina in mano, e la mia gavetta è stata che lui mi diceva fai così, fai colà, io dicevo non sto capendo nulla, cioè non sto imparando proprio nulla. Invece poi col tempo ho capito che quello che mi stava insegnando è proprio come muovermi nel mondo della fotografia e nel mondo comunque del lavoro. Raccontaci un aneddoto. No, di aneddoti io sinceramente non ne ho molti, più che altro forse l'aneddoto più interessante, più curioso, più divertente è quando ho dovuto aprire partita IVA. Te la racconto in breve. Sono andato lì comunque all'agenzia delle entrate, mi sono seduto al primo desk e il tipo, l'operatore, mi fa lei vuole aprire partita IVA? Ho fatto sì. Allora mi ha dato la mano e mi ha fatto condoglianze. La seconda cosa è che nel momento in cui avevo delle domande da fare
sono andato, mi dice no, si deve rivolgere allo sportello di fronte. Sono andato nello sportello di fronte, fortunatamente c'era mia moglie che comunque ne capisce molto più di me di cose economiche. Praticamente, per fartela breve, mia moglie ne sapeva più lei che l'agenzia dell'entrata. Questo è l'aneddoto più simpatico che è successo, perché diciamo vabbè, siamo in Italia e funziona così. Hai mai scaricato un film illegalmente? No, perché non ne sono capace. Qual è stato il tuo ultimo film visto al cinema? Al cinema, sai che non me lo ricordo, è un film comunque di Maria Sole Tognazzi, ma non mi ricordo quale è il titolo adesso. 2001 Odissea nello spazio o Quarto Potere? Quarto Potere. Il tuo più bel film? Il mio film migliore che abbia visto in tutta la mia vita? Ne ho un paio, ne vuoi tutte e due? Il mio film in assoluto è America Oggi di Altman, e siccome è quasi simile ma ha delle differenze, Magnolia. Il tuo regista preferito? Paul Thomas Anderson, anche se ci sono dei registi italiani che hanno fatto un solo film nella loro vita, però mi piace moltissimo il loro stile, sono più registi pubblicitari che a me piace tantissimo, che è Ago Panini. Nirvana o Soundgarden? Nirvana o Soundgarden? Nirvana. Qual è il tuo gruppo preferito? Non c'è un gruppo preferito, diciamo che segue le fasi della vita. Attualmente il gruppo preferito che ascolto tantissimo si chiama I Nouvelle Vague, magari nessuno li conosce, ma è un gruppo francese che fa delle cover e tutti in bossa nova. Il tuo cantante preferito? Caspita, questa è una domanda difficile. Il cantante preferito? Mamma mia, mi stai mettendo quasi in imbarazzo. Il mio cantante preferito, ti direi al momento, siccome mi hai chiesto prima di Nirvana o Soundgarden, ti direi Kurt Cobain. Il tuo fotografo preferito? Assolutamente Chase Jarvis, anche se comunque devo dire la verità, c'è ultimamente un fotografo che sto seguendo tantissimo sui social, che è Simone Bramante, che devo dire che è veramente in gamba. La tua più grande delusione vissuto nel mondo della fotografia? Perdere dei contratti di lavoro per una tirchieria ingiustificata, perché a volte quando ti devono dare dei soldi, ti devono pagare, succede a volte che non ti paghino o ti pagano quando vogliono loro, però non sto parlando di cifre grossissime, sto parlando di cifre veramente irrisorie. Perché hai iniziato a girare video di a nudo? Per gioco, per caso, perché era una cosa che volevo fare, nel senso che ultimamente ci sono tantissimi video, delle rubriche, tutorial che si vedono su internet, però a nudo in realtà era un modo quasi per non prendersi sul serio, perché alla fine dire quello che pensavo e che magari non riesco a fare con una fotografia perché è ferma, lo posso fare col video e nel contempo mi diverto anche. Cioè il base è divertirsi comunque. Hai mai pensato di comprarti un microfono per avere un audio decente? No, perché sono caparbio, te l'ho detto prima. Il miglior complimento ricevuto nei commenti ai tuoi video? Allora, non c'è un commento che a me è piaciuto di più. La cosa che mi è piaciuta di più è quando amici, colleghi e conoscenti mi dicono bello quello che hai detto, è interessante, mi ha stimolato a pensare altre cose e formulare nuove idee. E il peggior insulto ricevuto? Se preso a nudo? Sì. Sì, quello del microfono. Ma tua moglie che cosa ne pensa? Di che cosa? Di a nudo? Di a nudo. Sai che non l'ho mai visto? I tuoi amici? I miei amici mi dicono che sono folle. Però volevo dirti una cosa, mia moglie non l'ha visto, ma perché lei fa un lavoro abbastanza importante e non ha tempo di stare, cioè mi sente parlare tutti i giorni. Gli alieni esistono? Non siamo soli in questo universo. Ti piaci? Sì, abbastanza. Cosa bisogna avere nella vita? Essere convinti, con la convinzione, bisogna essere convinti. Cosa non faresti neanche per 10 milioni di euro? Cosa non farei? Perderei le cose più importanti della mia vita. Dici qualcosa in basilichese. In basilichese, guaio! Dici qualcosa in casteddaio. Allora, mia moglie è sarda, ma io mi sono rifiutato di imparare il sardo. Posso raccontarti una piccola storiella, ma brevissima? È venuta recentemente mia cognata, quindi sua sorella, e mi ha detto: ma Michele non parla in sardo? E io l'ho guardata, io sono orgoglioso di essere italiano. Sei felice di aver fatto questa intervista? Sono preoccupato per quello che potrebbe uscire. Saluta gli amici. Ciao!